Una bella rivincita per tutti i cittadini onesti e rispettosi delle leggi. Inaugurato a Boion di Campolongo Maggiore, in quello che è stato il regno incontrastato di Felice Maniero e della sua banda, il Museo della Legalità, che raccoglie le opere sul tema delle mafie realizzate dai ragazzi di mezza Italia. Il museo è intitolato a Cristina Pavesi, la giovane trevigiana morta a Vigonza nel 1990 durante l'assalto al treno portato a termine dalla banda Maniero. È un'iniziativa molto importante soprattutto per i giovani che possono avere la memoria storica di fatti che sono avvenuti nel passato e che noi abbiamo contrastato, perché non è detto che oggi o domani non possano ripetersi qui come in altri posti fatti del genere. Per quanto riguarda le infiltrazioni mafiose, in Veneto non è vero e proprio allarme, ha detto il presidente dell'Osservatorio sull'antimafia, ma non è certo il caso, ha aggiunto, di abbassare la guardia. Per fortuna la situazione è cambiata notevolmente, però non bisogna mai abbassare la guardia perché, come i fatti hanno dimostrato almeno dal 2006 in poi, i reduci della banda tendono a imitare comportamenti che erano tipici della banda Maniero delle origini. La nostra, ha concluso il sindaco, non è più la città di Maniero. Il nostro percorso e quello dei nostri ragazzi è quello della legalità e della lotta a tutte le mafie. È una soddisfazione per tutti coloro che da anni si battono per ridare un volto nuovo a questo territorio. Le iniziative qui sono tantissime e sono portate avanti dall'amministrazione comunale, ma soprattutto da una rete di associazioni che si occupano in maniera attiva di contrastare l'illegalità sostanzialmente.